e siamo al primo appuntamento del nuovo mese dell'anno. Oggi infatti voglio parlarvi dell'origine del termine maggio. Maggio deriva molto probabilmente dal termine latino maius, dedicato appunto alla dea Maia, una divinità dell'abbondanza e della terra madre che era simbolo di fertilità nell'antica Grecia e nell'antica Roma. Spesso però si associa il mese di maggio alla rosa, al fiore della rosa. Infatti è nelle celebrazioni religiose che noi conosciamo e spesso associamo il mese di maggio alla figura di Maria. Infatti nelle nostre celebrazioni religiose spessissimo i fioretti, gli incontri destinati alle celebrazioni per Maria si effettuano con questo fiore, tant'è che il mese di maggio appunto è anche definito il fiore della rosa. Se anche voi avete qualche altro fiore da associare alla parola maggio, io vi invito a farmelo sapere e a scriverlo qui sotto.